Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 40. Signori, nell'ultimo episodio finalmente abbiamo scoperto che nostro fratello è vivo, una notizia incredibile. Abbiamo visto anche che Dennis è tutta bella compagnia, no? Che diciamo ci stimola ad abbandonare tutto, la nostra famiglia ci rende deboli, vabbè futtatin. Vabbè dai, tanto, vabbè è solo tuo fratello da qualche anno, sti cazzi, no? Ti dicono queste cose, il nostro personaggio giustamente è sempre suo fratello, ci tiene, non vuole perderlo. Quindi, seguiamo la ma perché cazzo apro la mappa e se ne va a fanculo l'indicatore? Va bene, problema risolto. Signori, io direi di andare direttamente verso il nostro obiettivo principale, ovvero ritornare da Sam in questo punto. Ma prima di fare questo, volevo andare nella casa del dottor Arnold. Prima di andare lì, perché voglio vedere se si sono aperti dei dialoghi con i nostri compagni. E tra l'altro, mentre siamo qui, devo sostituirmi un'arma che mi si è tolto per sbaglio e mettermi quest'arma unica che ho comprato, che non vi ho detto che ho comprato, ma ho comprato, che sarebbe la Vector come arma unica. La mettiamo al posto di sta specie di M4. Tra l'altro non raccolgo piante verdi da una vita. Diciamo che questa mia partita a Far Cry 3, raga, me la sto giocando nel modo anche più veloce possibile. Infatti calcolate che io ho quasi finito il gioco e non ho nemmeno la quarta arma. Cioè, capito? Sono andato diretto per finire il gioco. Uno perché sono voglio... Che cazzo è successo? Ah, non posso entrare. Attenzione. Allora a questo punto non abbiamo altra scelta, andiamo da Sam. Vi stavo dicendo perché diciamo sono molto in hype nel fare pure gli altri Far Cry. Il 4 per esempio vorrei fare, ma è vero anche che dopo questo Far Cry onestamente vorrei continuare. L'avevo già portato una volta, adesso i video non li trovate più nel canale perché non mi piaceva sta serie. L'avevo fatta con Zexon ai tempi, ma non lo so perché non mi piaceva. Insomma, e voglio riportare quindi Far Cry 6 che io ho giocato ma non ho mai finito, quindi non so il finale, non so come finisce, insomma. E lo voglio fare per curiosità perché dicono che sia uno dei migliori Far Cry comunque, nonostante diciamo non sia doppiato in italiano, ci sono tante differenze, però insomma vediamo, magari è vero, non sono riuscito io ad apprezzarlo. Ferri del mestiere? Un bel regalino. Non vedo l'ora di farlo saltare per aria come piace a noi Yankee, cioè con un bel botto. Sam, Noi Yankee sei siamo, americano? Yeah, mio padre era nei Navy Seals. Io sono nato mentre era di stanza in Texas, poi è stato trasferito in Germania. Ah, lo zio Sam. Ora capisco. Yeah, uno dei padri fondatori, io credo. Forse ti serve un ripasso. Fa niente. Mettiamo le candeline sulla torta. Attenzione. E comincia questa missione. In teoria è la serata poker. Ti copro con la calibro 50. Guarda lì dalla torretta. Ok, dobbiamo solo guidare. Guardatevi dal cazzo. A culo. Partiamo da questa. Ok. Coprimi, buon uomo. Ah, ok, dobbiamo piazzare gli esplosivi qua. Ah, qua è molto difficile, raga, È molto difficile. Siamo già morti da un'esplosione completamente a caso e sono molto felice veramente di iniziare già così. E uno quasi... si chiede, ma i soldati di Hoyt, mentre fai tutto sto bordello, non hanno avvisato Hoyt appunto che noi siamo dei traditori. Ed ecco perché prima di fare questa missione distruggiamo l'antenna, proprio per evitare che loro possano comunicare con il quartier generale. Qua è un bordello, è pieno di gente. Guarda come li ho fottuti. Mamma mia, guarda come li ho fottuti così malissimo questi. Ok, devo... Oh cazzo, qua c'è questo. Allora, fin quando Sam mi rimane vivo va bene. Io dovrei pure lottare. Ok, eliminiamo questo qui. Io dovrei pure lottare perché sono senza colpi, madonna. Ok, piazziamo la seconda carica. Dai.
Sì, ma devo trovare delle munizioni al più presto, raga, se no c'è poco da fare qui. Dai, sembra morto, dai. Adesso devo cercare di posteggiare l'auto in un punto safe anche per Sam. Ok, per adesso. Ok, più o meno, facciamo così. Se questo qui arriva da Sam è un casino. No, sono morto. Sono morto, sono morto. Poi che questi qui non è che muoiono. Semplicemente muoiono. No, un paio di cazzi. Devono resistere tutta la vita. Essere lì a rompere i coglioni. Dammi sto lanciafiamme che mi sa che mi è più utile. Ok, adesso piazziamo la bomba e iniziamo a fare strada verso la prossima zona. Prima di esplodere male. Torniamo indietro da qui. Madonna mia. Quello. È il più bel giorno della mia vita. Dai Sam. Rompere i coglioni. La prossima bomba. Dai, 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 dai. Niente, muoio di fuoco. Mi è rimasto solo l'arco. Ah no, ok, c'ho un po' di assalto. Vai, vai, questa è l'ultima carica, raga. Mamma mia, 3 ore per fare sta roba. Vai, 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 vai via per cortesia. Ok, ok, ok. Ancora una. Come ancora una? Ma... aspetta. Ne manca ancora una? Minchia, vabbè, andiamoci, andiamoci. Mamma mia, è pieno di gente. Ok. Vai alla mitragliatrice. Io procedo. Ah, ci devo andarci io finalmente. Oh, ok. Vai, 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 facciamoli allora fuori questi qui. Tale, guarda, guarda, questo mi spara col lanciarazzi direttamente. Mamma mia. Dai, 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 se resisto a questo. Dai, 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 raga. Non mi dire che sono... non me lo dire. Sta per saltare. Vai, dai, 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 vai, vai, vai. Non ci credo, raga. Non ci credo. Uccidili tutti. Nice. Non ci credo. Uccidili tutti. Ci sto provando. Levati dal cazzo, Sam, ti prego. Oddio. Oddio. Mamma mia, fatti tutti. Ma che due coglioni. 3 ore che sono qui. E abbiamo vinto. C'è una K47 che vola. Macchia. Ora ci mettiamo la ciliegina e uccidiamo Hoyt giocando a poker. Yeah. Non farmi aspettare. Minchia, Ci non può- rivediamo al complesso di Hoyt. Mamma mia, che vi devo dire? Continuiamo, raggiungi il complesso di Hoyt, finalmente. Ci siamo. Allora, nel caso le cose si mettano nella merda, io andrei a fare 2 robe molto importanti. Allora, la prima, andiamo a prenderci sti cazzo di squali, così ci facciamo la 4ª arma. Ci facciamo, che secondo me è già un passo in avanti. Quindi, dato che qui siamo vicino a una zona di squali, direi di approfittarne. Allora, adesso sarebbe molto figo trovare una barca comunque. Che non sappiamo se gli squali si trovino così tranquillamente vicino alla costa. Ecco, l'ho vista, sono in profondità. Dovrei riuscire a prendere quella barca. Non so se sono nemici. Devono venire verso di me però. Ah, che cazzo. Ne ho ucciso uno squalo. Guarda. Che bastardi. Però così come cazzo faccio? Oddio, c'è pure una manta. Queste non me le ricordavo, raga, Bella pelle di manta.
Mentre che ce l'ho buggata qui. L'ho ucciso. No, non posso fare niente con la manta. Però è figo. Ci vuole una barca. Quei bastardi lì che non vengono. Vediamo se lì vedo un molo, un porticciolo. Speriamo ci sia una barca. Mamma mia, siamo proprio messi male. Che culo, la barca c'è. Ci sono dei forzieri pure qui. Ok, ora che abbiamo le nostre comodissime barche, possiamo finalmente iniziare a cacciare un po' di squali. Andiamo più o meno a largo. Qua ci spariamo un istinto di caccia. Ah, no, non ne abbiamo. Dai. Dobbiamo vedere se ne troviamo così. Un po' un bordello. Magari vicino a questi solotto. Vediamo se ci sono delle foglie gialle. Così ci facciamo le siringhe. Mamma mia, guarda che meduse. Guarda, quella lì è proprio figa. Non vedo squali. Ci vuole la siringa comunque. E ovviamente quando vai a cercare una pianta. Oh. Minchia. Dai, ce ne basta uno solo. Ce ne basta uno solo. Sì. Sì. Dai, dovrebbe bastarci in teoria. Realizza. Oh, che cazzo, finalmente. E abbiamo tutte e 4 le armi. Benissimo. Adesso che dobbiamo andare al complesso di Oit, potrei trasferirmi direttamente al complesso. Però prima di farlo andrei prima in un altro avamposto e prepararmi un pochino la situazione. Allora, abbiamo 4 armi. Intanto vendiamo tutto quello che possiamo. Poi ricarichiamoci le munizioni e se possiamo, non so se si può fare, prenderei dei kit consumabili. Medicina. Oh, un paio di medicine. Pure la corazza mi compro. Ho speso tutti i soldi così. Dopodiché scegliamo le armi. Quindi abbiamo il mitra e il cecchino va a mancare. Ci mettiamo pure il cecchino. Usa. Potrebbe essere l'ultima scena di Far Cry 3. Non mi ricordo adesso. Però siamo qui nel complesso. Buongiorno, buon uomo. Lei cosa mangia? Un pezzo di pane? Lei è bellissimo. Bello, ma proprio queste sono, siccome sono le parti finali, no? Quindi non è che te le vai a ricordare benissimo. Io di solito nei giochi, quelli che comunque finisco, mi ricordo molto bene l'inizio, più o meno, altre scene. Però tipo queste parti finali così, riviverle dopo tanti anni sono quasi nuove per me. Quasi, perché comunque man mano che poi succedono le cose mi ricordo, insomma. Sam, vediamo. Ok, amico. Ti senti pronto? O ti serve ancora tempo? Una volta che iniziamo, non si torna indietro. Perfetto, perfetto. Questa è la missione finale, ragazzoli. La missione finale e quindi noi la facciamo. Prima di dire sì per questo episodio finale, ci tengo comunque a ringraziarvi a tutti che avete supportato comunque la serie di Far Cry 3, che non me lo aspettavo, ed è per questo che vi porterò probabilmente tutti i Far Cry, sempre se voi volete, cioè io li porterò comunque, però ovviamente se vi piacciono che ben venga. Comunque, accettiamo. Vai Sam, spaccammoci culo Sam. Ho un coltello nascosto nello stivale. Tu distrailo quando dico affare fatto. Ok, capito. Ah, benvenuti ragazzi, entrate, sedetevi. Hold'em a 5 carte, va bene? Sì? Che cosa posso offrirvi? Volete qualcosa da mangiare? Delle noccioline? No. Il poker, che roba. Chiedi a qualcuno per strada e ti dirà che è un gioco d'azzardo. Oppure parla con Sam e ti dirà che è tutto un bluff. Vero Sam? Yeah. Yeah. Ma non lo è, vero? Si tratta di farti giocare finché il banco non vince. Attenzione. Direi che vedi. Posso andare avanti all'infinito. Facciamolo. Io vedo. Oh Io sì. vedo. Faccio all-in tutto, tutti fanno all-in. Io vado completamente a caso, raga, perché non capisco un cazzo. Guardalo lì, pure con la guardia del Vedo. corpo. Ma che cazzo posso fare io? Chip. Io Chip. tutti fanno chip e io chippo magari chippo. Io non posso fare un cazzo, io ho già fatto all-in. Guarda che ho perso. Scusa!
Scusa. Nuova regola. Ah, guarda un po'. Abbiamo le stesse carte. Ma Perché non alziamo la posta? Che ne dici? Monster o Jason Brody. Come cazzo Ma ti che chiami non me cazzo? lo ricordo. Ma quanto pensi che sia stupido? Giochiamo, ti va? Carte a sinistra, mamma mia, raga, bruttissimo, non me lo ricordavo. giusto? Mi sa che salta il giro. Allora, ho visto la tua scenetta commovente con Riley. Mi è scesa una lacrimuccia. Beh, non è certo da me. Lo ammetto. Mamma Ti mia. ho sottovalutato. Torturare tuo fratello. Distruggere metà del mio business. Giocati la vita. Mamma mia, raga, che giocone. Capisci perché Far Cry ha fatto un successo? Ma le cose vanno come vanno, vero? Io ti perdono. Che cazzo è? Mio Toffi. Dimmi qual è il tuo prezzo. Tutti ne hanno uno. Voi siete solo burattini e noi tiriamo i fili. Ecco perché il sistema è stato ideato in questo modo. Si fotta il sistema. Mi gioco la vita. Sai una cosa, Jason? Sarò molto buono con te. Sei un uomo di famiglia. Ti taglierò un dito ogni volta che perdi. Forse inizierò con l'anulare. Mamma mia. Mamma mia, raga. Oh, Jason! Ora non possiamo più sposarci. Avresti potuto unirti a me. Avrei premiato ogni lavoretto con del contante. Fottiti! Da dove l'abbiamo Non uscito credere sto che la coltello? cosa mi piaccia. Dico sul serio. Non servono 10 dita per usare un coltello. Faccio questa roba da prima che tu nascessi. Fatti sotto, vecchio! Mamma mia. Guardalo lì. Mi hai deluso moltissimo, Jason. Non hai nemmeno controllato tuo fratello Riley. Dov'è? Tranquillo. L'ho venduto a un tipo veramente speciale in Yemen. Gli piacciono giovani. Io ti ammazzo! Ho amici molto potenti che ti troveranno ovunque. Non resterà più niente di te. Vaffanculo. Ah. Guarda lì come l'ho pugnalato. Non puoi vincere! Ho io la mano migliore! E perché hai paura, eh? Mamma mia. Là. Mamma mia, raga. Tuo fratello è sulla pista. Non vorrei certo perdere il volo. Partirà in ritardo. Mamma mia. E dai, cazzo. Oh. Minchia. Attenzione. Sono già bendato, tra l'altro. Ma che cazzo ho fatto? Guarda qui. Riley, andiamo alla pista. Ora. Cioè, come se Jason gli prendesse un attacco di ira che diventa proprio una furia omicida che non si riesce a controllare. Resistere è inutile.
Io non lo so perché pusho così. Io se riesco vorrei fottermela quella mitragliatrice. Ok, provo ad andarmene, a togliermi dal cazzo qui. Sì, vabbè. È assurdo pensare di riuscire con questa difficoltà a fare determinate robe. Cioè, vedi, cazzo di checkpoint ho preso. Attenzione, però abbiamo la metà del tempo quasi. Vabbè, però abbiamo preso un checkpoint. Raggiungi l'aeroporto. Perché già quello aveva spedito Riley in Yemen dal suo amico. Vaffanculo. Cioè, arrivano pure i mortai ora. Dal cazzo. L'abbiamo fatta. Dai, speriamo che l'auto regga, perché veramente. Chi cazzo è che mi chiama? Ma Cosa? Non ti sento! Ma che cazzo! mamma mia, che situazione di merda. Ti prego, Riley! Ma attenzione, dai, che siamo qui all'aeroporto. Merda! Non ci voleva adesso! E come cazzo lo faccio ora l'elicottero? Sì. Pure abbandonando l'aria, ma dai. Vabbè, passiamo qui in mezzo agli alberi. Non abbiamo paura. Abbiamo paura. Vorrei mettermi. No, sono morto. Vorrei mettermi all'arma fissa. Ehi! Dov'è Riley Brody? Dov'è? Ok, con calma, con calma. Non ci credo. Ho ucciso il pilota. Ok. Con calma. Ma io qua ne vedo soltanto uno. C'è quello con lanciafiamme. Ma che due coglioni. Ho capito. E sono qui, fratello di merda. Vuoi aspettare un attimo? Ok, fatto fuori la guardia. Ehi! Qua dentro! Non si rompe sta roba. Non vedo niente. Aspetta, Riley. Oddio. Ehi! Qua dentro! Mamma mia. Qua è molto dura. Jason, dove sei? Sono qui! Siamo all'interno. Qua dovrebbe esserci mio fratello. Vai, Riley. Oh, grazie a Dio! È fatta! Grazie a Dio! Merda, temevo non arrivassi. Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Seguimi! Ok. Copritemi! Vai. Perfetto. Dobbiamo andare all'elicottero. Vai, cazzo. Lo sai pilotare? No! Ma se hai il brevetto di volo? Sì, ma per un aereo! Beh, è ora di imparare! Vai, cazzo. Avere il brevetto di volo, Mamma mia. Panico. Vai, cazzo. Vai, Riley. Dai, che qua non resisto. Dai, 2 ore però prima di volare. Quanto ci vuole? Dai, con sta canzone di merda, tra l'altro. Mamma mia. Vai, cazzo. Guarda. Colpito e affondato! Che bello, raga. Ma non può volare alto Riley, ovviamente. Deve farmeli scannare tutti. Un elicottero che vola 7 metri. Proprio assurdo. Infatti. Bellissimo. Sparare senza mira con sta torretta è molto più efficace, raga. Mamma mia. E ancora fai il giro. Cioè, sei proprio un coglione. Sì, ho capito, ma stiamo precipitando se non te ne vai. Madonna, Riley. Niente, guarda. Niente. Oh, ce l'ha fatta, dai che stiamo esplodendo, madonna.
Non si ci riesce a credere. Non si ci riesce a credere a una roba del genere. Sta missione, sto giro che fa è proprio inutile. Lui potrebbe benissimamente volare e andare dritto. Ma no. Ok, rieccoci qui sperando che sto stronzo se ne vada. Ma perché non vola, raga? Perché non vola, raga? Sta facendo il giro, non lo so, il turismo, giro turistico. Che cazzo ne so, vola, vola e ritorna indietro. Non sì, prendi questo. Dai, non mi si alza la visuale, come cazzo vola? Sì, prendi questo. Merda, ci è mancato poco. Sei un professionista. Mancava un colpo, raga. Mantieni questa rotta, gli altri ci stanno aspettando. Ok, ok, ce la posso fare. Sì, sì. Ah, sudata. Oh, è troppo bello. Sudata sta roba. Commessa contro il banco. Peccato per Sam però, Quindi riandiamo dai ragazzi. Minchia. Aspetta qui. Porca puttana, il dottore. Jason. Dove sono? Dove sono i miei amici? Li hanno presi i guerrieri della giungla. Mi dispiace. Hanno portato i tuoi amici al tempio. Mamma mia. E il dottore se n'è andato. Non capisco. Devo andare al tempio. Certo, cioè, dopo tutto quello che abbiamo Dobbiamo fatto, andare, ora! dopo tutto quello che abbiamo fatto, alla fine Dennis e tutti gli altri c'entrano qualcosa su tutto questo. E qui scopriamo il perché. Scelte difficili. Guardate qua. Citra, cosa hai fatto ai miei amici? Sono felice, sei tornato vittorioso. Ehi! Dove lo stai portando? Ti sto aiutando. Guardati. Forte, grande, potente. Perché mai vorresti tornare come eri prima? Ora tu sei perfetto. È tutta colpa mia. Credevo avessi tagliato col passato. La via ti ha mondato, ma l'impurità è ancora presente. Sbagli. Non farlo. Ti amo, Jason. Ma tu non vuoi ricevere tutto il mio amore. So quanto è difficile per te. Mi fa male vederti soffrire. Citra. Voglio soltanto aiutarti. Amarti per quello che sei. Venerarti come l'uomo che sei diventato. Tra poco sarà finita. Ti condurrò sull'altare e ti libererai del tuo passato. E poi sarò tua. Chissà quante persone avrà detto la stessa roba. Sì, no di seconda mano, di quarta e quinta mano. Ci sleghiamo così a caso. Tecniche di nostro fratello Grant, presumo. Percorri la via del guerriero. La via del guerriero. Solo il più forte sopravvive.
Qua abbiamo tutti i guerrieri Rakyat che si inchinano a noi. È venuto prima di te. I coltelli portano via la gente, non la riportano indietro. Lisa, Ma che guerriero che sei! Avrei ucciso Mars alle spalle! Possente guerriero, tu meriti l'ultimo Tatao. Cadranno tutti ai tuoi piedi. Attenzione. Ti porti in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani. Ti credi un guerriero solo perché ti sei riempito di tatuaggi! Li cancello, Jason! Che puttana, cazzo è il jumpscare così a caso? Sono tua. Lo siamo tutti. Questa è la tua isola. Tu vivi in un mondo di fantasia! Io lo cancellerò tutto! Mamma mia. Completa la via o tutti i tuoi progressi, i Tatao, tutto ciò che hai fatto verrà cancellato. Sei pronto, guerriero? Ecco la tua lama. Prendiamo la lama. Oh cazzo. No, Jess, ti prego. No, ti prego, Jess. No, ti prego. Allora, questa è la scelta che possiamo fare. Possiamo decidere se salvare i nostri amici o se unirmi a Citra. Adesso in questa situazione, no, uno magari si medesima sul personaggio. Siamo semplicemente una persona, uno studente universitario di Los Angeles che va a fare una vacanza con i suoi fratelli e i suoi amici su quest'isola, trova quel che trova, diventa quel che diventa, però secondo me con l'obiettivo di salvare i propri amici e andarsene. Ed è per questo che compierò il gioco, secondo me, nel migliore dei modi, ovvero salvandoli. Perché devi andare? Non sarai un guerriero, un eroe. I tuoi amici andranno avanti. Avranno figli e vite noiose. Resta qui. La giungla sarà per sempre tua. E tu ne sarai l'unico re. Senza di loro non dovrai mai andartene. la violenza è finita. Basta. Mai più sangue. Jason, guardami. Stai con me. Tu non hai bisogno di loro. La tua forza è solo tua. Jason, io ti amo. Jason! Che cosa stai facendo? Citra ha salvato me, ha salvato tutti quanti. E tu rifiuti il suo amore? Ah! Ma questa non me la ricordavo. Non mi ricordavo Citra morisse. Dennis di merda. Non lasciarmi. Mi dispiace. Coglione. Cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Citra. Citra, ti prego. Non mi lasciare. Citra, mi dispiace. Cagata, dai, Non mi vaffanculo. lasciare. Dennis del cazzo. Che dire? Che giocone Far Cry 3, raga. C'è poco da dire. A distanza di anni è un gioco che ancora va giocato, invecchia benissimo e ti continua sempre a stupire sto gioco. Proprio bello. Questo secondo me, se dovessimo scegliere dei capolavori, no, della Ubisoft, penso che Ne ho uccisi che così Far tanti. Cry lo sia. Non posso tornare indietro. Sono un mostro. Sento
La rabbia dentro di me. Eppure, dentro di me c'è dell'altro. Sono meglio di così. E si finisce così Far Cry 3. Signori, io vi mando un salutone, vi ringrazio comunque per il supporto alla serie. Noi ci vediamo in una prossima serie. Intanto dobbiamo continuare Tomb Raider, perché ormai dai lo finiamo. E pure Lunacy Saint Road deve andare avanti. Dopodiché iniziamo una nuova serie che probabilmente sarà Far Cry 6. Facciamo direttamente il 6 perché ho voglia di provarli, diciamo, da quello che ha fatto il boom, che ha creato poi la formula Far Cry, all'ultimo per adesso uscito. Signori, alla prossima. Grazie per me.